Senza marketing e senza promozione non si va da nessuna parte, ce l'hanno insegnato bene i nostri vicini ai quali abbiamo sempre guardato con un po' di invidia. Bene, da un anno e mezzo, da quando cioè anche Belluno si è dotata di una struttura dedicata a far conoscere il territorio oltre i confini, le cose sono radicalmente cambiate. Sicuramente la promozione fatta in questo primo anno e mezzo è stata una promozione molto buona, sta portando dei risultati notevoli sia a livello di arrivi che di pernottamenti. Il dato di previsione indica per la fine dell'anno 1 milione di arrivi, in crescita gli stranieri, il cui apporto nel primo semestre dell'anno è stato quasi del 50% con punte del 60% nei soli mesi di giugno e luglio. Un logo, Dolomiti, The Mountains of Venice, veicolato attraverso workshop e fiere internazionali in grandi eventi di promozione turistica, oltre a presenze oramai fisse su TV nazionali e straniere e sulle più blasonate riviste di settore. Penso che questi siano dati importanti nonostante il 2019 sia stato segnato anche dal post-Vaia, quindi sicuramente da una condizione anche territoriale non semplice. Un punto di partenza importante anche in vista dei prossimi appuntamenti che esporranno Belluno nelle vetrine dei mondiali del 2021 e delle Olimpiadi 2026. I 5 milioni del fondo dei comuni di confine adatto in là. Nel primo anno e mezzo di attività sono stati spesi 2 milioni, 3 ne restano a disposizione fino al 2021. L'assemblea dei soci di DMO entro novembre definirà le nuove quote riparametrate dall'ampliamento della base. Gli ultimi ingressi saranno quelli di App Industria, Ville Venete, Longarone Fiere, Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e Consorzio Piave DOP. Presto arriveranno i bandi per l'implementazione della struttura operativa, senza scordare il coordinamento con Fondazione Dolomiti UNESCO. Ma devo dire che il rapporto, soprattutto all'interno del Consiglio direttivo, è molto positivo, si può lavorare in sintonia insieme col nuovo Presidente che questa volta è toccato alla Provincia Autonoma di Trento e mi auguro veramente che nei prossimi anni si possa continuare questa strada e questo percorso che anche da questo punto di vista non può che portare dei benefici concreti anche alla Provincia di Belluno.